Siamo con Alberto Averini, mister di questo Ilva Maddalena, primo in classifica, una giornata alla fine. Oggi una bella vittoria con la Macomarese, insomma siamo a un passo dal traguardo tanto atteso, mister. Sì, siamo a fine percorso e i ragazzi fino ad oggi hanno dato il massimo, compreso oggi, e domenica prossima manca solamente gli ultimi 3 punti da prendere. Ecco, oggi avete avuto un approccio ottimo alla gara, bei movimenti davanti, avete fatto subito 2 gol, insomma la partita si è messa in discesa, no? Sì, però vedi l'equilibrio del campionato, è quasi impossibile gestire, un po' per la presenza dei fuoriquota, un po' perché il regolamento è estremamente penalizzante a volte, poi rimani in 10, la partita si complica, hai problemi a gestirla e poi per fortuna il gol del 3-2 della Macomarese è venuto al 94esimo, altrimenti poteva essere 2 minuti, 3 minuti di situazioni complicate. Certo. Ecco, tra l'altro voi siete partiti alla grande e poi avete avuto un po' un calo nelle ultime settimane legato a che cosa? Gli episodi o magari il fatto di essere sempre davanti un po' può creare un minimo di appagamento? No, guarda, è un'analisi che va fatta globalmente a fine campionato, adesso ne manca una, diciamo, speriamo che quel periodo è andato via, però non c'è stato un motivo unico. Sicuramente il campionato è cambiato, siamo andati a affrontare come tutte le squadre, a volte succede durante l'anno con qualche assenza, scontri importanti, sicuramente non siamo stati fortunatissimi e comunque la fortuna aiuta gli audaci, forse un pochettino meno affamati lo siamo stati. Ecco mister, per chi viene dal settore giovanile che ha giocato con la gloriosa maglia dell'Ilva, guidare la prima squadra è una soddisfazione particolare, no? Sì, diciamo che è quasi la massima ambizione per qualsiasi isolano, anche se adottato come me, dà sensazioni particolari, però in campo scendono i ragazzi che aver giocato tanti anni con l'Ilva Maddalena e avendoli allenati i fuoriquota almeno 2 anni su 3, alla fine è quel legame lì che certo, poi ti fa si vivere, conosce, esatto. diciamo, la loro contentezza e la mia contentezza, la loro delusione deve essere la mia forza per tirarli su quando è. Ecco mister, delle rivali che avete avuto in questo campionato, Sorso, Tempio, Usinese, qual è quella che le è piaciuta di più dal punto di vista del gioco? Dal punto di vista del gioco l'Usinese sicuramente ha sempre espresso delle buone trame, un'ottima intensità, però un conto è parlare di bel gioco, un conto è saper giocare bene e per il campionato Tempio, Sorso e Usinese, che stanno tutte e 3 là sotto, hanno giocato bene quasi tutte le partite. Cosa ha detto ai ragazzi, cosa dirà domenica prossima nell'ultima partita al Pietro Secchi? È quello che ci stiamo ripetendo ormai da parecchio, che quando uno decide di tentare di fare una cosa, l'unica cosa che deve fare è tentarlo fino in fondo. Fino alla fine, certo. Benissimo, noi ringraziamo mister Averini, complimenti ovviamente a lei, all'Ilva, per quello che state facendo di straordinario e un grande in bocca al lupo per l'ultima decisiva partita. Crepi il lupo, grazie. Grazie mister.